Prego. Allora, grazie. Spiego a Francesco Frattolin che appunto non siamo soliti a iniziare in questi termini, anche all'assessore Franz che è una delle prime volte che assiste a queste iniziative della biblioteca. Non abbiamo come dire, un introduttore così vivace, anzi la mia cadenza ormai siete abituati, ma è piuttosto sonnacchiosa, e quindi mai mi sarei permesso di seminare confetti a questo pubblico, soprattutto appunto in una situazione che effettivamente potrebbe essere molto molto interessante, molto intrigante come quella di questa sera. Ho portato dalla sezione manoscritti e rari anche una serie di libri che Frattolin mi aveva consigliato di portare, di farvi vedere, che poi eventualmente potete guardare senza toccare, e sono le lettere di Luigi da Porto, in un'edizione del primo Ottocento, in un'edizione di Ottocento inoltrato, e poi abbiamo questo famosissimo ormai saggio di uno studioso inglese, di uno storico inglese, Cecil Clough, Luigi da Porto, le lettere storiche, che appunto sono quelle che vi ho appena indicato. E poi abbiamo portato qui anche una pubblicazione a stampa ottocentesca sulla storia della zobbia grassa, no? La zobbia grassa che senz'altro conoscerete anche per gli studi di Furio Bianco e che appunto hanno, come dire, costituito una sorta di scenografia, no? Al dramma poi di Giulietta e Romeo Friulani. Cos'altro vi posso dire? Che nelle mie ricerche storico-ferroviarie ho trovato sulla patria del Friuli un trafiletto che appunto mi ha fatto sobbalzare sulla sedia. Attorno al 1910, non ricordo più la data precisa, a Udine si teneva una conferenza di un filologo italiano proprio su Giulietta e Romeo e Luigi da Porto. Quindi insomma il fatto era abbastanza conosciuto, quindi come dire, non stiamo scoprendo nulla di eccezionalmente, a parte le ricerche del dottor Comelli che ben conosciamo, ma già appunto all'inizio del secolo e forse anche prima gli studiosi di letteratura, quelli che oggi noi chiamiamo di letteratura comparata, sapevano appunto che la tragedia di Shakespeare aveva nei suoi riferimenti anche appunto in Friuli. Mi fermo qui perché la serata si preannuncia abbastanza lunga. Prima di passare la parola al moderatore, al signor Frattolin, ricordo soltanto che questa serata è stata organizzata e ideata dalla Società Filologica Friulana, infatti è inserita nella Settimana de Culture Friulane, che ha visto una serie incredibile di eventi durante appunto i giorni precedenti a questo e quelli successivi fino a domenica prossima, e quindi do la parola alla Presidente della Commissione Cultura del Comune di Udine, la professoressa Marioni. Grazie. Buongiorno a tutti. Questo incontro di oggi è molto importante perché contribuisce proprio a diffondere ulteriormente il tema, questo argomento così importante dell'origine friulana, del mito di Giulietta e Romeo, quindi la storia di Luigi da Porto e Lucina Savorgnan. È
questo è un argomento proprio che fa parte anche del programma della nostra amministrazione e noi cercheremo proprio anche di far sì che Udine diventi proprio la città di Giulietta e Romeo, dei Giulietta e Romeo friulani. Devo dirvi anche che io sono un insegnante e quindi da anni a scuola illustro questo tema ai ragazzi, ne parliamo in collaborazione anche con altri docenti della mia scuola ed è molto importante utilizzare questo tema, poi ve ne parlerà anche l'assessore al turismo e ai grandi eventi Maurizio Franza, anche proprio in chiave turistica. Vi posso anche raccontare, così volevo solo raccontarvi un'esperienza proprio della scorsa settimana. Nella mia scuola sono stati ospiti circa 150 insegnanti e addirittura docenti provenienti da tutta Italia e noi insegnanti, io insegno appunto nel tecnico turistico dell'Istituto Stringer, abbiamo formato dei ragazzi proprio per spiegare proprio per diciamo accompagnare, perché i ragazzi dovevano accompagnare i docenti e insegnanti in visita alla città di Udine. Ebbene, perlomeno in 2 o 3 gruppi i ragazzi formati hanno raccontato la storia di Luigi da Porto e Lucina Savorgnan. Devo dirvi che queste persone sono insegnanti e docenti provenienti da tutta Italia, sono rimasti veramente molto colpiti e ci hanno poi detto per quale motivo appunto non è ancora così nota, così conosciuta, perché appunto è diciamo un argomento che potrebbe molto interessare proprio in chiave turistica. Sono rimasti veramente sbalorditi perché poi provenivano dalla Sicilia, dal centro Italia, quindi è molto importante valorizzare questo proprio in chiave turistica. Grazie a tutti e buon ascolto.